Buon pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con Medicina Friuli. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi in studio Silvia Chinellato, che è vicepresidente dell'associazione CCSV nella sclerosi multipla. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. E il consigliere regionale Roberto Novelli, che è componente della Commissione Sanità. Buongiorno anche a lei, consigliere, grazie anche a lei per essere qui e partecipare alla nostra trasmissione del martedì. Una trasmissione un po' particolare è dedicata non tanto alla patologia, alla sclerosi multipla, quanto a delle ulteriori implicazioni anche dal punto di vista della normativa che riguarda e che dovrebbe regolamentare una nuova terapia. Ecco, ma cominciamo, no? Partiamo proprio da questo presupposto, da questa nuova terapia, da queste nuove scoperte che sono state effettuate qualche anno fa. E tra l'altro ricordiamo che Silvia Chinellato è vicepresidente nazionale di questa associazione. La presidente nazionale invece è la signora Nicoletta Mantovani Pavarotti. Sì. Ecco, come nasce il tutto? Intanto parliamo di questa complicanza, di questa possibilità nell'ambito della sclerosi multipla. Della sclerosi multipla. Sì, la sclerosi multipla. Io spenderei due parole anche per spiegare cos'è la sclerosi multipla, perché forse non tutti i telespettatori lo sanno. La sclerosi multipla è una patologia neurologica piuttosto grave, invalidante e progressiva e cronica. È quindi una patologia che colpisce il sistema nervoso centrale e porta una sintomatologia varia che nel tempo può dare al paziente anche complicazioni molto gravi, portandolo anche alla disabilità totale. Ecco, colpisce soprattutto la fascia d'età, o perlomeno esplode, no? Nella fascia d'età compresa, è particolarmente grave 20-40 anni, no? Proprio perché è una patologia che colpisce prevalentemente i giovani. Anzi, è la prima causa di disabilità non traumatica tra i giovani. E qui in Regione ce ne sono tante di persone colpite da questa patologia? In Regione ci sono 1500 persone colpite da sclerosi multipla. Ecco, lei consigliere appunto ha valutato un po' tutte questa situazione che abbiamo anche nella nostra Regione. Certo. E ha sposato questa causa. Assolutamente, intanto poi lo dirà ecco, anche per far capire ai nostri amici telespettatori, perché qui oggi insomma... La premessa della gravità di questa patologia e anche i numeri importanti delle persone che vengono colpite da questa patologia, che è, non dimentichiamolo, progressiva, altamente invalidante, è stato già detto, e ha un costo sociale anche elevatissimo, oltre alla problematica personale e del nucleo familiare che accoglie le persone malate. È giusto anche dire che ogni singola malato, a seconda della gravità della sua invalidità, ha un costo che ricade interamente sul Servizio Sanitario Nazionale o regionale, in questo caso, che può variare dai 25 ai 70 mila euro all'anno. E sono dati importanti anche sotto l'aspetto così della sostenibilità economica del sistema sanitario regionale. Chi vi parla ha sposato insieme sostanzialmente a tutto il Consiglio regionale in modo trasversale l'appoggio a una petizione che ha visto oltre quasi 11.000 firmatari, che sostanzialmente, ma questo credo sia giusto che lo dica, credo che sia giusto lo dica la dottoressa Chinellato, ha cercato un appoggio che naturalmente in questo caso ha come dire, delle implicazioni anche di tipo scientifico, anche etico e anche comportamentale, anche per quello che riguarda poi l'approccio a un certo tipo di cura che, attenzione, però non necessariamente deve riguardare la sclerosi multipla, perché quello di cui stiamo parlando è comunque un intervento che può avere implicazioni con la sclerosi, ma indipendentemente da questo è una patologia a sé. Infatti, penso sia il caso di spiegare che cos'è questa patologia. Entriamo proprio nei particolari, la patologia in questione si chiama CCSVI, che è un acronimo che sta per insufficienza venosa cronica cerebrospinale, ed è una patologia dell'apparato venoso, scoperta dal professor Zamboni nel 2009, ha pubblicato i suoi primi risultati. Lui ovviamente ci lavorava già da parecchi anni. Il professor Zamboni, lo ricordiamo, è un chirurgo vascolare dell'Università di Ferrara.
Questo professore ha scoperto che i malati di sclerosi multipla hanno un problema di anomalie per quanto riguarda la morfologia delle vene principali che drenano il sangue dal sistema nervoso centrale verso il cuore. Quindi parliamo in particolar modo delle giugulari, che sono 2 vene che corrono lungo il collo, e di una vena importante che si chiama azigos, che corre lungo il midollo spinale. Queste vene sono in qualche modo, per ragioni varie, ostruite e impediscono il corretto deflusso del sangue al cuore. Questo cattivo deflusso sanguigno, secondo il professor Zamboni, può essere origine dei problemi infiammatori e necrotici che perché il possono sangue scatenare. Deposita. Il sangue si ristagna a livello cerebrale con conseguenza di depositi di materiali tossici a livello di tessuto cerebrale. Secondo il professor Zamboni, questo sistema sbilanciato e disequilibrato può essere la causa o una delle cause della sclerosi multipla o diciamo, dell'innesco poi successivo del sistema immunitario, perché la sclerosi multipla è considerata una patologia autoimmune perché ha un forte coinvolgimento del sistema immunitario, nonostante non siano note ancora le cause di questa malattia. Ed è seguita soprattutto, cioè è seguita dai neurologi. Infatti la neurologia è la specialità di riferimento. Non esistono altre possibilità per il momento, solo cure farmacologiche. In questo momento i malati di sclerosi multipla hanno a disposizione una serie di strumenti farmacologici e in particolar modo farmaci immunosoppressivi e immunomodulanti che tendono a frenare questa degenerazione del sistema immunitario, le cui cause sono ancora ignote. Quindi il dottor Zamboni, il professor Zamboni, ha trovato, cioè sta applicando questa tecnica. Esattamente, lui ha scoperto che i malati di sclerosi multipla hanno questo problema e in un suo primo studio preliminare ha sperimentato la disostruzione di queste vene. Che può essere praticata anche da un radiologo interventista. Esatto, è un intervento considerato semplice, mini-invasivo, che si effettua in day hospital, il paziente resta sveglio, quindi diciamo un intervento chirurgico, con un'anestesia praticamente soltanto locale. Sì, nel punto di inserimento del catetere. Ha fatto sperimentato questo intervento su 65 pazienti in collaborazione a Bologna con il dottor Salvi, che è un neurologo, e ha verificato che l'intervento ha dato grossi giovamenti nei pazienti rispetto alla loro principale malattia, cioè la sclerosi multipla. Ha verificato che la sintomatologia in alcuni casi migliorava e regrediva e che la progressione della malattia della sclerosi multipla sembrava arrestarsi. Quindi non nei casi più gravi, però perlomeno... Esatto, va specificato appunto che quando c'è un danno neurologico avanzato, quello non può essere recuperato. È chiaro che la persona che è in sedia a rotelle non si rimette a correre. Però piccole disfunzioni, piccole sintomatologie, quali possono essere i problemi di incontinenza, problemi di vista, problemi di sensibilità, eccetera, in molti casi sono stati recuperati. Ecco, il Ministero che cosa dice? Il Ministero della Salute, proprio a tal proposito, come si è espresso a suo tempo? Dunque, il Ministero si è espresso in 2 momenti, con 2 diverse circolari ministeriali, una è uscita ad ottobre del 2010, ed è stata anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché poi subentra, cioè perché il professor Zamboni è anche uscito dai confini nazionali. Sì, diciamo che poi ogni nazione sta portando avanti secondo il proprio ordinamento determinate sperimentazioni e verifiche scientifiche. In Italia il Ministero ha emesso 2 circolari. Una prima circolare è stata una circolare di apertura a questa nuova ricerca che ha inteso specificare l'ambito all'interno del quale gli interventi potevano essere eseguiti, il che significa in cliniche adeguate alla cura delle patologie vascolari con esperienza e insomma tutta una serie di indicazioni atte a tutelare il paziente e ha dato anche indicazione di quale poteva essere il codice DRG da utilizzare per il riconoscimento nel sistema pubblico di questo intervento.
In una seconda circolare ministeriale che è uscita in aprile del 2011, invece il Ministero ha un po' frenato la possibilità di eseguire gli interventi e ha raccomandato che gli interventi di angioplastica dilatativa nei pazienti con sclerosi multipla fossero eseguiti soltanto all'interno di studi clinici randomizzati e controllati. E questo quindi ha di fatto bloccato... non la boccia questa tecnica, ma nemmeno la sostiene. Sì, ha avuto un atteggiamento di prudenza, ecco. diciamo, dal momento che la verifica scientifica non è ancora consolidata, insomma, la scienza non ha con certezza stabilito che questa può essere una terapia per la sclerosi multipla, ha stabilito che i pazienti possano sottoporsi a questa terapia solo nell'ambito di studi clinici controllati. Ecco, chiaramente per intervenire le regioni hanno una propria... è a loro discrezione in sostanza scegliere come muoversi, no? in questa situazione. Beh, certo, allora le regioni innanzitutto devono seguire comunque quello che il Ministero della Salute in termini come dire, ordinatori, scientifici va a specificare. Però voglio tornare sull'aspetto della distinzione tra la patologia CCSVI e la sclerosi multipla. Allora, lo ha detto la dottoressa Chinellato poco fa, nel mondo esistono tutta una serie di sperimentazioni che sono state fatte e che sono in via di esecuzione. E queste poi hanno anche dei risultati difformi a seconda, io non sono medico ma in base a quanto ho avuto modo di leggere e dialogare, in base anche al protocollo che viene seguito, perché naturalmente il professor Zamboni ha come dire, creato e realizzato un protocollo ben preciso anche per quanto riguarda la formazione delle persone che poi vanno a fare diagnostica e poi vanno ad eseguire l'intervento. Per cui questo è un tema che, come dire, andrebbe uniformizzato e questo capiamo è estremamente difficoltoso. La nostra Regione comunque ha aderito alle sperimentazioni di tipo diagnostico e anche di tipo interventistico, le quali però poi si sono, come dire, in qualche modo fermate, non hanno, dopo le circolari ministeriali, non hanno diciamo, proseguito con la velocità con cui i malati si attendono delle risposte. Ecco, possiamo allora, riprendere prego. fra poco? Dobbiamo fare una piccola pausa, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Ecco, ho interrotto il consigliere regionale Novelli che ci stava spiegando appunto come può muoversi la regione in questo caso. Ecco, allora al di là dell'aspetto come dire, probatorio, scientifico che segue un suo percorso preciso e quindi deve essere in qualche modo verificato il nesso eziologico tra la CCSVI e la sclerosi multipla, nonostante ci siano studi che pongono in relazione il problema venoso con il problema neurologico, quindi con la malattia della sclerosi multipla. Da un punto di vista politico il Consiglio regionale si è espresso in appoggio alla petizione che sostanzialmente, al di là di quanto come dire, auspicato, cioè di velocizzare i tempi della sperimentazione, e questo credo sia come dire, eticamente ineccepibile, ha con un ordine del giorno di esplicazione della petizione stessa in qualche modo consentito o consentirà ai medici radiologi interventisti, che a me risulta in regione essere sostanzialmente per il momento è uno che si è dichiarato disponibile, che aveva iniziato precedentemente alla circolare dell'ottobre 2000 diciamo lui ha lavorato tra le due circolari, quindi tra l'ottobre 2010 e quella di marzo 2011, ecco, consente a questi medici, a questi specialisti, secondo scienza e coscienza, di intervenire sul problema dell'ostruzione venosa e di conseguenza in qualche modo la slega direttamente dalla sclerosi multipla.
Perché Quindi, stando così le cose come sono, finire solo perché volevo passaggio, capire anche sì. come sono adesso, cioè se un paziente decide e chiede, sapendo che questo specialista è disponibile appunto a portare avanti questo tipo di intervento, uno lo può fare adesso o no? No, ha le mani legate? Come funziona? Ecco, siamo un momento... Allora, diciamo che la circolare ministeriale la seconda circolare ministeriale ha in qualche modo impedito nel sistema sanitario pubblico, quindi nel pubblico, ai medici di offrire come libera prestazione questo intervento. Questo poi, lei stava dicendo giustamente, non è stato recepito da tutte le regioni d'Italia. Allo stesso modo alcune regioni hanno applicato in maniera rigida queste disposizioni e la nostra regione era tra queste, altre regioni non l'hanno applicato, le hanno interpretate in maniera meno rigida. La petizione che la nostra associazione ha promosso e ha portato avanti, che poi è stata approvata dalla Commissione Sanità e infine il 21 marzo, giusto, certo, dall'intero Consiglio regionale, chiedeva esattamente di superare questa rigidità, tenuto conto del fatto che se nel sistema pubblico gli interventi sono stati in qualche modo bloccati, nel privato non lo sono stati e i pazienti di fatto rispetto alla circolare ministeriale sono stati acconsegnati in qualche modo al privato. E questo non è socialmente una cosa irrilevante. Uno può fare questo intervento, se invece nel pubblico non lo può effettuare perché non è riconosciuto. Ecco, mi scusi consigliere Novelli, infatti... Ma proprio il punto è questo, il punto è proprio questo, che anche ingenera chi non conosce a fondo la tematica, ingenera una confusione che è comprensibile. Diciamo che il problema dei viaggi della speranza è un problema da non sottovalutare, perché noi ci siamo trovati in questo periodo a vedere decine e decine di persone che andavano a farsi curare non solo in altre regioni, ma anche in altri stati, con dei costi ovviamente esponenziali e anche senza la garanzia che venisse seguito il giusto protocollo diagnostico e anche terapeutico. E allora il fatto che questa petizione sia stata votata insieme all'ordine del giorno dall'intero Consiglio regionale riporta in un alveo accettabile questo tipo di condizione del paziente che perlomeno in attesa che la sperimentazione tanto diagnostica quanto interventistica riprenda e si concluda con i risultati che noi ci auspichiamo di trovare una relazione diretta e quindi di aprire il sistema sanitario regionale a questo tipo di interventi, nel frattempo perlomeno con certamente dei numeri ridotti, con delle liste d'attese, c'è la possibilità appunto, e questo è importante dirlo, da parte del medico interventista di, se lo ritiene secondo scienza e coscienza, di intervenire. Ecco, questo è il punto importante. E questo dà uno spiraglio e una possibilità a quei malati che gli anni necessari alla validazione delle sperimentazioni scientifiche non li possono attendere, perché appunto di fronte ad una malattia progressiva alcuni malati non hanno risposte dai farmaci, non hanno in questo momento nessuna alternativa, nessuna soluzione alla loro malattia e quindi chiedono di poter accedere a un intervento che, seppure sia ancora in sperimentazione, per loro potrebbe portare beneficio. Senta, è la Società Italiana di Neurologia, come accoglie appunto questa la Società Italiana di Neurologia la Società Italiana di Neurologia ha avuto una posizione di chiusura e di rigida opposizione alla ricerca del professor Zamboni e quindi ha negato qualsiasi consenso anche alle sperimentazioni interventistiche. Quindi proprio chiuso completamente, non è che abbia mantenuto una certa posizione, così un distacco, no, proprio chiusa. La SIN dice finché non è scientificamente dimostrata la correlazione tra le due patologie, quindi tra la sclerosi multipla e la CCSVI, finché non c'è certezza di questo non si può procedere con attività interventistica neanche a livello sperimentale.
Il problema è che la correlazione tra le due patologie è stata da alcuni studi confermata, da altri studi sconfermata, e quindi di fatto il problema dal loro punto di vista resta ancora aperto. Ecco, io volevo aggiungere anche una cosa, che noi stiamo parlando di una cura interventistica, l'abbiamo già detto, non invasiva, con un livello di pericolosità veramente bassissimo, che non è sostitutiva, cioè non è una cura di bella, dove il malato abbandona un percorso terapeutico e ormai la terapia consolidata si affida ad altro. È qualcosa che va in parallelo e che comunque, voglio dire, cura una patologia una volta conclamata esistente, cioè l'ostruzione venosa, indipendentemente dalla sclerosi multipla, c'è. Sì, e io volevo aggiungere una conclusione, visto che abbiamo parlato della petizione e lei all'inizio chiedeva qual è la situazione attuale. Infatti, no? Mi pare che questa domanda sia rimasta senza risposta. A che punto siamo? La situazione attuale è che in Regione il Consiglio regionale ha approvato la nostra petizione e quindi di fatto con quest'ordine di giorno interpretativo che ha voluto chiarire l'ambito di intervento, insomma la possibilità di intervento su questa patologia, quindi ha voluto chiarire che non deve essere pensata come una cura della sclerosi multipla, perché questo ancora la scienza non lo ha stabilito, ma una cura di un problema venoso di fronte al quale solo il radiologo interventista ha il diritto di decidere se si debba o non si debba intervenire. E quindi ha approvato questa petizione. E poi cosa è successo? È successo che il medico interessato del Cattinara, che era interessato a questi interventi, ha rinnovato la richiesta di autorizzazione al proprio direttore e il proprio direttore comunque gliel'ha negata. Quindi dopo tutto questo iter i malati effettivamente sono rimasti piuttosto delusi, perché si aspettavano dalla regione si aspettavano una ripresa automatica. Spendendo quanto, lo ricordiamo? Dai 5.000 ai 10.000 euro più o meno l'intervento nel privato viene a costare così. Sì, no, volevo dire che dopo questo, diciamo, questa situazione tuttora di persistente blocco, diversi consiglieri regionali hanno anche in modo bipartisan hanno mosso delle interpellanze, hanno sollecitato il Presidente Tondo, che è anche assessore alla salute, a rendere attuativa questa circolare e questa petizione, e quindi a questo punto noi ci aspettiamo effettivamente che il Presidente Tondo, ne siamo fiduciosi sul fatto che quanto è stato approvato in Consiglio regionale sarà sbloccato, quindi che il Cattinara riprenderà. Era proprio su questo che volevo intervenire, con una interrogazione a risposta immediata che è stata presentata dal collega Lupieri proprio il 1604, che riguardava proprio il tema che ha appunto accennato adesso la dottoressa Chinellato. La risposta ovviamente è stata affermativa, nel senso che se ci sono delle situazioni ancora non un po' arenate, verranno sicuramente sbloccate. Quindi aspettiamo che si abbiano in fiduciosa ma vigile attesa, i malati attendono la risposta. E noi consiglieri appoggeremo la vostra, ovviamente, attesa, le vostre attese. Bene, siamo purtroppo in chiusura di trasmissione, non posso fare altro che ringraziare i nostri ospiti di oggi, che ricordiamo essere Silvia Chinellato, vicepresidente nazionale dell'associazione CCSV nella sclerosi multipla, e consigliere regionale Roberto Novelli, che fa parte appunto della Commissione Sanità. Ringraziamo i nostri amici telespettatori, noi con Medicina Friuli ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.